È stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Veneto il bando di 12 milioni di euro a favore delle PMI per interventi di efficientamento energetico. Beneficiari di questo bando sono le micro, piccole e medie imprese che abbiano un'unità operativa in cui si realizza il progetto in Veneto. L'agevolazione prevista è un 30% a fondo perduto con un minimo di 30.000 euro di contributo e un massimo di 150.000 euro di contributo. I progetti ammissibili devono essere articolati in 3 fasi. La fase 1 relativa alla valutazione ante-intervento del fabbisogno energetico annuo, la fase 2 relativa all'elaborazione e allo sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti e infine la fase 3 relativa alla valutazione post-intervento del raggiungimento dell'obiettivo di progetto, nonché del risparmio energetico e della riduzione di gas climalteranti. I progetti ammissibili possono riguardare l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell'unità operativa oggetto dell'intervento e questo tipo di obiettivo può essere raggiunto attraverso l'installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti, quali ad esempio la sostituzione di motori elettrici, l'installazione di inverter, il rifasamento e la sostituzione di gruppi di continuità e di sistemi di controllo che siano in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché all'utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi stessi. Possono essere ammessi interventi definiti di tipo soft, quali ad esempio l'installazione di sistemi per la gestione del monitoraggio dei consumi energetici e simili, che però devono essere fatti in abbinata ad interventi di tipo hard, quali ad esempio la riconfigurazione o sostituzione di macchinari e l'inserimento di nuovi filtri motori. Sono ammessi poi interventi diretti all'efficientamento energetico degli edifici delle unità operative, quindi si tratta di interventi sugli immobili. L'ultima categoria riguarda i progetti di autoconsumo da fonti rinnovabili. In questo caso parliamo di installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, che siano destinate ad essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività d'impresa nell'unità operativa oggetto dell'intervento. Ed infine è ammesso anche l'installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sempre ai fini dell'autoconsumo. Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate nella fase 1, quindi la diagnosi energetica, fatta prima dell'intervento, gli interventi che comportano complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante-intervento, espresso in kWh. Il progetto, una volta approvato, dovrà essere concluso ed operativo entro il 15 luglio 2018. Le principali scadenze di questo bando sono il 15 giugno 2017 per l'apertura e il 31 luglio 2017 per la chiusura della presentazione delle domande. La procedura è valutativa a graduatoria sulla base dell'economicità della proposta progettuale, data dal rapporto tra il risparmio energetico conseguibile e il costo del progetto.